Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come avete visto un po' dalle prime parti di questo video, abbiamo attaccato il nostro Same 100, lo span di concime, e in questo momento ci stiamo prestando per la concimazione primaverile. Siamo ormai in primavera, quindi le nostre viti hanno iniziato il germogliamento. Magari questo video uscirà un po' più tardi, quando ormai saranno molto più avanti nelle fasi appunto di risveglio, quindi di ripresa vegetativa. Comunque in questo momento, almeno nella varietà dove siamo adesso, c'è ancora siamo ancora in una prima fase di germogliamento, in questo caso la garganega. Abbiamo pensato di fare un po' di concime primaverile in questo vigneto. Adesso vi facciamo un po' vedere come facciamo. L'attrezzo che abbiamo utilizzato, che stiamo utilizzando in questo momento, è sempre lo stesso che avevamo usato anche, quindi lo span di concime che avevamo usato anche per la concimazione autunnale. Semplicemente cosa cambia? Cambia i rapporti, diciamo, tra azoto, fosforo, potassio all'interno appunto del concime che usiamo. Ovviamente nel periodo autunno-invernale in genere si predilige una concimazione un po' più carica di azoto. In questo caso invece un po' più scarsa di azoto, magari un po' più ricca di fosforo, ma soprattutto di potassio. Perché ovviamente aiuta poi a fare qualità per quanto riguarda le nostre uve. Diciamo il concetto è un po' quello nel lavoro, quindi quello che abbiamo fatto anche nel video autunnale, quindi della concimazione autunnale. Quindi passiamo all'interno dei nostri vigneti un filare ogni altro, e avendo la possibilità di usare il convogliatore, quindi abbiamo dietro lo span di concime una struttura che consente di distribuire il concime sotto la fila, sia da una parte che dall'altra. Possiamo appunto passare una fila ogni altra e andare a localizzare la distribuzione del concime, ed è importante questo perché appunto riusciamo a somministrare giuste quantità e giusti rapporti di nutrimento. Non passeremo tutta la nostra campagna, ma abbiamo scelto alcuni, diciamo, appezzamenti che meritavano, che avevano necessità di questo tipo di trattamento, per cui faremo questo appezzamento, poi un altro, e poi ci sposteremo in un'altra zona. L'ultimo vigneto sarà sempre garganega, e sarà interessante perché in quel caso lì abbiamo voluto appunto prima spandere il concime, quindi andremo a distribuire il concime anche in quel caso. Poi passeremo a fare un po' di disarmo meccanico, vediamo se riusciamo a documentare il tutto, perché siamo sempre un po' di corsa. Sarebbe interessante fare un video appunto dove facciamo vedere anche un po' di disarmo meccanico dopo aver distribuito il concime. Questo perché appunto aiuta poi, ovviamente, smuovendo un po' la terra, a assorbire meglio, a ricevere meglio da parte appunto delle radici quelli che sono gli apporti di nutrimento. Ecco, abbiamo premura di fare questo lavoro in questi giorni perché dalla prossima settimana prevedono molta pioggia, quindi prevediamo appunto di riuscire a finire prima delle piogge la distribuzione del concime, e aspettiamo appunto, come avevamo fatto nel periodo autunnale, aspettiamo che arrivi la pioggia per andare che vada appunto a sciogliere i micro elementi o macro elementi, insomma, che andiamo a distribuire, e quindi l'aiuto appunto della pioggia fa sì che le radici si mettano nelle possibilità appunto di andare a assorbire. Inoltre nell'ultimo pezzamento, appunto, dove andremo a fare un po' di disarmo meccanico, questa cosa sarà in teoria, almeno teoricamente, ancora più agevolata. Adesso abbiamo finito un saccone, per cui torneremo là in azienda
tireremo fuori un altro saccone con il 13.000 con le forche, andremo quindi a fare la stessa operazione che avevamo fatto, quindi andare a bucare il saccone, caricare la tramogia e poi torneremo a spandere nei nostri vigneti. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come avete visto stiamo facendo un po' di concimazioni. Appena finiremo oggi pomeriggio faremo un po' di diserbi, in modo tale che riusciamo a lavorare un po' la terra appunto col diserbo meccanico prima delle piogge che prevederanno settimana prossima. Per cui vedremo insomma un po' di muoverci e andare a cambiare anche l'attrezzo. Ovviamente prima andremo a fare una bella pulizia con l'idropulitrice, poi attaccheremo il diserbo meccanico, vedremo se riusciamo a documentare anche quest'altro lavoro. Comunque intanto vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo il venerdì prossimo con una nuova puntata.